Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Benivenias e beniveniusu ai gustato venuto poca bogi. Siamo andata in lingua sarda a capoli di donai bogi e logo a chi ne ha di sceverò dei bivi, traballai e frinca in Sardegna. Oggi si incolleusu un main series, uno comune che due bellicetto de sa costrogia de Aristanisi, a Resciu, in Isi Serras e su Monti Arci. Esti noi che in su mese de Lampadas a si pigau vidas de 3 edizioni de su Bidda Festival, un attovio in moia isettau, che fai di goiai s'arte urbana con simboliu de sa gente. Su festival nascite di una bidea di Andrea Casciu, che fai di finza sa direzione artistica, un s'aggiudu dessa amministrazioni de su comune. Su Bidda Festival esti meda de brusu di un evento, esti un progetto de cultura che punnada a concordare una regionata bertera intra de sarti e sul logo intra creatività de su contemporaneo e memoria prassia. Pomedas disi vias e sfacciatas dei domus de sirisi funti mudadas in tellas a sotto su cielo, grazie a s'aggiudu dei muralistas longius finzas d'Italia. In is operas concordadas non anti arriccau fetti su dessio de sa bidda, ma antiscipiu contai finzas s'identità storica e culturali, simbolius pivillu dei moradoris, da fatto dessa iniziativa un laboratorio vero de comunidadi. Su Bidda Festival esti posirisi una paga manna po fai dorrai s'alientu a sa cultura e a sa sociedade, una congiuntura po donai cavallu a sul logu. Torrai a scoperri sa reginisi proprias e a soperri e operri vias a sa creatividade noa e frisca. Un assembru virtuoso de commenti finzas a una bidda pitticca pozzata essi teatro po esperienze artistica de sullidu internazionali, chenza de perdi s'anima de cosa sua. Eu sou Andrea Casciu, sou artista e muralista, sou sadro e si presento questo progetto che ho fatto in Sabidda mia. Questo progetto si ispira da Bidda Festival, è un progetto di muralismo, di arte pubblica. Io vivo in Bologna e per esempio desideravo di fare qualcosa per questa Bidda mia. E questo progetto è nato 3 anni fa. È che è un progetto molto importante per me, perché ho visto artisti di tutta l'Italia che pintano sul logo e vanti meda piacere a Sabidda e a sa gente che ha vinto una cosa bella, sa. Io sono il sindaco di Sirisi, Emanuele Pilloni. Ho abitato a Pittia 228 persone. Sirisi è in questa regione storica di Parte Montis, una regione che fa parte con 6 comuni. L'economia di questa regione è incentrata la maggior parte sull'agricoltura e pastorizia.
Moi gente in meda, appunto, per aius e traballano fuori da Ida, ma per fortuna rientrano sempre in bidda, poiché comunque è una dicella meda calorosa. Su Bidda Festival siamo arrivati a questa terza edizione e siamo veramente contenti sia come sindaco, come amministrazione e come popolazione. Su festival è donando un risalto a livello internazionale. Vedi gente in meta, in tutto l'anno c'è gente, turisti che vengono a fare fotografie. L'impatto che questo Bida Festival in questo 3 anni ha donato a Sirisi è veramente importante. Se diceva da Sirisi prima non è connota, e poi è connota già in tutta la Sardegna. Noi puntiamo a si vai conosci a livello nazionale. Questo progetto è nato nel 2022 e figlio da un'idea che tenia in mente da tanto tempo con questo sindaco Emanuele, dopo questionato e dopo e vedevo una cosa bella con questa bidda. Questo mi ha certo, fadevo e stando ho iniziato a cercare, organizzare e fai, insomma, è essendo un progetto meda bello. Questo anno ho realizzato circa 20-25 murales con questi artisti che arrivano da ogni luogo d'Italia e fuori. Ed è una cosa per me meda particolare, quando do sul serio di devo raccontare e fare comprendere come è questa bidda. Questa Bidda Festival appunto sul nome nasce di pure da questa biddigetta di Sirisi che è 220 persone ed è una biddigetta meda piccola ma allo stesso tempo è meda unita e quindi devo quando serio di artisti di questione di questa bidda di faccio comprendere come è sul luogo, sa località, gli artisti meda piaciuto perché la Sardegna prodotto è un luogo di piacere, a cibè, posso cosa papà, in arauto, posso mare, però quando do sul serio do faccio bene noi e conoscenti una Sardegna diversa e quindi per me è meda importante questa cosa. Artisti cadenti, arti, in arauto chi lavora con la figura umana. Chi rappresenta mancai con qualcosa tradizionale ma non è pintessi troppo in suo modo di ballare tradizionale. Devono girare su solito artista che va di così tradizionale si sadrasa, ma mi piace di biti artisti che tentano arti sperimentali, però allo stesso tempo ci canta di agattare uno traballo coerenti con il territorio dei Sirisi, della bidda. È meda importante per me e infatti sto rinascendo a fare uno traballo con tutti meda importanti ogni artista agatta il suo linguaggio sa connessione con la bidda, che è una cosa meravigliosa. Sono Vera Bugatti. Deus sono Vera Bugatti, un'artista sei un artista de Brescia
Seu in noi popi che patti a sa de 3 edizioni de Subida Festival e poi mei esti sa prima volta in un festival de arte urbana in Sardegna. Seu in noi grazie a su convito de Andrea Casciu, che esti survaidori de su festival, ma esti pure un artista. Dunque esti commenti a questionare sa mattessi lingua. Dunque uno che conosce di bene in me da attività di Cosa Nostra e che tiene di una maniera de organizzare, poi ta conosci di sa bisogno su dei artistas e che deu ammiriamo proprio posa vaidura dei operas e poi ta esti una realtà di pitticca. Dunque pussisi de essi traballau in festival internazionali in cittadi in mannasa, tenemo proprio gana de magattà in un luogo ai civitticu, ma con un'ospitalità di manna. Dunque è nasce un'atmosfera bella meta con i altri artistas e mi si intende commenti in domu. Poi noi seu in una parte in cui ci funti tutti gli animali che appu pintau e dunque ad ogni adiri mi intendemo a intrude tutto gusto che appu creau. A fare questo progetto in Manhattan adesso dentro un sentito differente. Su messaggio esti su proprio, ma in noi dani di proprio su Gorusu. Sei immersa benissimo proprio il suo cuore qui. Questo esti un traballo che stiamo facendo, dunque s'opera non esti ancora a Cabara e su nomini Ollinnai l'altra metà dei Pascoli, oppure pastore femminile plurale. Esti un traballo dedicato a sa pastoria dei Sfemiasa. Poi nei ultimi anni attento a crescimento in su numero dei Sfemiasa che traballano in sa pastoria e stanno un 30%. Circa un 30% ormai. Ha pure rappresentato due femmine, una beccia e una pipia, dunque ho l'intessi una iaia e una nepoti che portano innanzi di questa attività. Esti tutto in relata con sa natura. Ho l'idessi commenti che vessinti a intrude un ubisu, poi non c'esti un luogo che si biri in maniera clara. Ci funti tutto questi animali a fai da sfondo, e bestiamini pesausu e altri arestisi. Ci funti vinzas animali sardusu che potete esibire in noi, una verla capirossa e una sterpazzola sarda. Chi funti dusu villoni si sardusu dunque sa funti una razza de sa Sardigna, che a livello de edemismo esti ricca meda e dunque esti un'ispirazione per me. Eppure una Vanessa sarda in sa conca de sa pippia. Ci funti vinzas a uno scanto de donus Osiris, su Lillu intra dei spilus de sa iaia e su pipizziri ingunis in bascio a suta de sa gamba de San Gioi. Dunque esti un pago commenti un'opera de bisu che li esti dedicata a s'ambienti, a su territorio e commenta a torrai a su commensu de dotto, a su rapporto con s'ambienti, sa terra che biveusu, che sia brussana e sostenibili. Il rapporto con gli artisti e la popolazione è importante, uno, ci sono i murso, povintai, in cui già si crea una sorta di discussione consumeri del suo muro e questo artista che possa bida o posso bida festival sono cose molto importanti. Inoltre noi ogni anno vediamo dei laboratori partecipativi per tutta questa vita in cui arrivano da spicciocchetti proprio piccoli a persone romane e vediamo ogni anno cose diverse. Quest'anno per esempio stiamo lavorando con i tessuti, stiamo vedendo delle bandierette da applicare poi in giro in tutta questa vita. L'anno passato ho fatto una parata bellissima, è stato un evento mega emozionale, la gente ad aderire, ho fatto mascherette, ho girato in tutta questa vita ed è stata veramente una cosa particolare e mega bella. Di base nasce con questo lavoro mio che faccio in tutto l'anno. Poi la cosa bella è che quando arrivo in vita, poi abitando in Bologna, arrivo ogni tanto, non ci sono sempre, e quando arrivo in vita ci sono in me da picciocchetto
che mi aiutano. Essendo tu c'è questo che mi arrostisce di sopra processo, poi è disiguoso di vai tastare queste cose da artista, c'è voluto signore che cucinano, sa prima mamma mia che è una grande cuoca, c'è sti meda gente che partecipa con piacere e avanti si aiuta su chi mi ha da sa scapicetta, poi si è su mura a pittai. Quindi una cosa che subito al festival, nonostante l'organizzo Deo, è di tutto su, perché quando c'è veramente questo momento di questa festa, di questo lavoro, tutto si arriva e donano aiuto. Per fortuna, Sirisi in questi anni non ha perduto popolazione, anzi sì, da sul 2017 a sul 2025 che sei su noi, io ho acquistato a su manco 10 persone e poi dicevo di 10 è meta. Ci punti pipiedoso, tenevo all'incirca 15 o 16 pipiedoso che poi essere obbedicere ai CPT non funti pauso. C'è gente che nasce in noi e c'è gente che è tornata o bene da ieri da vittias. Per vittias o per mannas da sirisi, ma ben da sirisi per sacata bene. E ho fatto varica da domusu in questa zona nova, a poi si punti posto o comunque alloggiato su manco 6 famiglie. 6 famiglie che a loro volta hanno fatto pipiedo e quindi Saida per fortuna non è crescendo e il nostro gusto è contento. Mo tenemos quanto progetto stiamo realizzando altri 2 appartamenti da donare a edilizia residenziali e sicuro è che questi 2 appartamenti abitano altra gente come già succede tempo dietro. Mi nanta Giancarlo e vivo in questa vita che attento questa idea, le battia in noi, innanzi si bellezza, porta Sattuvio, porta la bellezza e in Sardia ci si tenne questa esperienza. E tenne fine su merito di donare questa possibilità a questa gente di si cristianare con gente di vivere atteso dessa Sardegna, atteso fino a dessa Europa. O canno due essere una giovane adesso Uruguay, onde narra una ed è un momento in cui la gente di noi, residente di noi, ha questa possibilità di si cristianare e comprendere come è la vita si trova sul mondo. Questo è un altro grande merito di questa esperienza della Bida Festival. E su di mantenere questa memoria per la generazione che viene a venire in anni a qua. Per narrare, o canno dove sta questa idea di tornare a porre come in Sant'Ichirari la nomea di questa vitigetta, che pure sa vita dei suoi spiritizi. E quale segnale più bello di essere fatto tutte queste sculture in tutta la vita e si torna a ricordare che questa è stata in suo tempo nominata o essere la vita dei suoi spiritizi. È un momento poi che, a parte questa bellezza, è un scambio culturale, è un investimento perché la cultura può evitare di centroterra nostro, punti frutti, su capitale per umano ci tenente e vuole valorizzare. E in questo di ponere che questa amministrazione parte dai giovani e noi a comprendere questa potenzialità di questo. Noi non dobbiamo industria, non dobbiamo
minieras. S'investimento per un anno vuole essere solo in sa bellezza, donna bellezza e cultura. E noi siamo con un'attività sociale e sanitaria. Fino a poco tempo fa è l'unica in Sardegna, e sia questo minore se ci hanno problemi psicologici o disturbo del suo comportamento o addirittura con diagnosi psichiatrica. Ed è per narrare che in noi questo giovane e giovanetta si contestato arricchito con grande ospitalità dei residenti di ogni zenia, di ogni generazione, del minore fino a suoi anni. Questa è una realtà che in qualsiasi maniera può narrare è integrata proprio grazie al suo senso di ospitalità e di collaborazione sociale che deve essere solo in questo tipo di vita nostra ancora in centro terra. In questo centro umano questa particolare è inutile, si sperdia. È importante perché questo giovane in difficoltà residente, però fonti meno espressive, quindi sa musica, sa pittura, sa scultura, sono tutte attività che ci danno questa maniera di sviluppare in sa fantasia in solo la possibilità di rappresentare la personalità o la difficoltà residente in questo momento. Io sono arrivato a castiare s'opera che ha realizzato questo artista di Roma che si chiama Ipnes. È arrivato a bella visione, una rosa di Pinetta in cui si vede i summari ed è molto bello castiare questa profondità che ha realizzato Castiani di Sopra, noi e commenti che sono Castiani oltre, un'altra dimensione. E di realizzato questo in settedo in cui di besi di Sani Medda, che sono villoni. È una cosa meta, secondo me, poetica e bella, e vai di rifletti e pensare. Questa è un'opera che va ripatti da i Satos Morales che danno in vita, che avonti a oggi avonti 20-25, insomma, teniamo già una bella qualità di lavoro. Io sono invitato artisti di ogni luogo, principalmente italiani, ma tipo quest'anno è arrivato che da Sud America. Sardos, italianos di ogni luogo, speriamo che sanno che arrivano a arrivare artisti di ogni luogo, si va a piacere. E noi castiamo sopra questo artista che si chiama Scan, che arriva da Castello. Questo artista formidabile in sarti del suo spray. Questo lavora con i bombolletti ed è un maestro in sa prospettiva e sa sfumatura. Si vuole notare questa abilità di realizzare questa vemia bellissima, che rappresenta dopo che è un onore ai spicciocchi di questa vita, ai femmine desirisi. Tra l'altro, molto importante per me è lasciare gli artisti liberi di esprimersi in ogni loro fantasia. È importante per me che trasmettano
su territorio, insomma, che trabalha in regione con sta conca collegata a Sabidda. E noi che stiamo, secondo me, è una bella opera, che si collega bene. Vai di questo segno che funziona come una sorta di rettino, ok? Poi vai su disegno. In più dopo, quando pintata, lascia da pochettino che si pinti come un effetto di trasparenza, che è meta originale e è meta bello secondo me. E noi stiamo sopra dei Chichischippi e praticamente c'è questa femmina che rappresenta da Suvroi, o come si trasforma in Suvroi di Siris, che si ricollega a questa vita di Sirisi. Questi punti di elementi che devo naro as artistas po trabalhare, questa Siris è collegato a Siris, come ti Freud, a questa costellazione Iris, che è sempre collegata insomma a questa. E poi c'è sempre questa storia della sirena, neanche prima si seriata sirena, ma è una leggenda, non si scidi, però a livello lavorativo è una cosa meta, secondo me, bella, a livello artistico e può traballare ti 20 meta ideas interessanti, insomma. Noi che stiamo sopra di Dante Montici, che è un muralista sassereso, che ha realizzato quest'opera in onore a Sabida de Sirisi, poeta Sirisi, e Sabida de Spivizirisi, che in italiano Spiviziri è sa cavalletta. E diventando su s'animali de sa bidda, poita in anno ogni artista magari fai una camicetta, pittiadedda, manna, chi sia, da colorata, però c'è sempre e quindi per noso diventando meda speciali e ci piace, meda. Questa reazione da questa popolazione, sul primo anno da questo festival, è stata a singhiazzo titubanti, mentre invece a Bella si funti contenti, anzi, mi hanno donato il muro privato per realizzare questo disegno, questo murales. Poiché oltre ad essi bei progetti e bei murales e donando risalto a domo lavoro, quindi comunque sta gente è da una parte è abituata a altro tipo da lavoro, in noi da quando 3 anni ago c'è questo festival, funti contenti, partecipano e funti orgogliosi da se dice da Sirisi colorata e in tutto il mondo. Questo progetto anda innanzi grazie al aiuto del suo comune che si sponsorizza e si finanzia, altrimenti non si poteva fare. Per questo ringrazio da suo comune. Una cosa che ci punti poi chiaramente come ogni aspetto di ogni progetto cosiddetta che andano a promuovere e cosiddetta che andano a provare, tipo che può dormire l'artista da noi solo che c'è due pittico e non si catta dal logo, però tu so fate su dormire nei bidicetti accanto, c'è Mogro, c'è Masuda, però una cosa che a Savini dai
s'arrangiaus. I murigedos funt accanto a spacciai, poita sa bidda è pitica, quindi mo a bell'avello seus cumprendende comente sighì s'at a toccai a fare i murigedos nous, non ddu sciu, mo bideus. Sa regione s'at ajudadu con finanziamentos per realizzare questo festival. Mo fadevo parte da una fondazione, sa fondazione Parte Montis, in cui seus 4 comuni, Sirisi, Pompu, Masuras e Maragajori, che in sa regione storica su Parte Montis esiste questo lavoro, ma non fa parte dell'Unione dei Comuni. Tenevo finanziamenti a livello regionale, si aiutano comunque le fondazioni, quindi il suinai è sempre pago, quindi chi si indiona altro sta contento. Comunque ci dà Dio per portare avanti questo progetto che per noi è veramente fondamentale. Per questo mio pure us acabau. Grazie a voi seguiu. Si torrà a sapere sa gita chi bene di come un atto più nuovo e poca voce. Chi commenta sempre si volesi segnalare eventus o fattus o contus o che pensai si possano essere da cavallo a su scontai, scrivi una lettera su già su bogabogi.tv@gmail.com. Poi taseu sui noi proschi altro, poi intendi sa voce de vosatros.